L'INPS ha attivato le procedure per la presentazione della domanda di pensione con requisito quota 100, cioè la somma di 62 anni di età e 38 di contributi come soglia minima. Nel settore privato la prima finestra utile partirà dal 1 aprile, mentre nel pubblico dal 1 agosto. Da adesso è possibile presentare la domanda telematicamente, se si ha il PIN dell'istituto o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati all'intermediazione delle istanze di servizio. Ad esempio, la UIL di Agrigento ha diramato una nota stampa in cui sottolinea che il sindacato, tramite proprio personale presente in gran parte della provincia, può dare assistenza e professionalità per ottenere tale beneficio a coloro che ne hanno i requisiti. Questa norma, dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta e l'operatività dell'INPS, dà la possibilità al pensionamento a chi ha diritto e verrà a sfruttare questa apertura previdenziale per il prossimo triennio. Un cordone meno rigido rispetto alla Fornero per quanto riguarda i 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Si crea una maggiore flessibilità in uscita che, insieme all'APE sociale e opzione donna, dovrebbero permettere a una platea più vasta l'agognata pensione.